Una lettera indirizzata ai 49 sindaci del Consiglio di Bacino Priula, alle associazioni di categoria rappresentative di baristi e ristoratori e alla direzione di Contarina, con l'obiettivo di intervenire ad un tavolo di discussione. È Veneto Imprese Unite a chiedere risposte. L'obiettivo è quello di rivedere i provvedimenti per la gestione delle utenze non domestiche per le imprese al collasso dopo mesi di limitazioni. Abbiamo ricevuto degli sconti irrisori che vanno dai 4 ai 20 euro d'azienda per i 3 mesi di lockdown del 2020. Poi però non si è più avuto nulla per quello che riguardano le chiusure, ad esempio alle 18 della ristorazione di fine 2020, per le chiusure dei servizi alla persona di inizio 2021 e per i 3 mesi su 4 in cui molti negozi, centri commerciali e attività di ristorazione sono stati chiusi anche nel 2021. Oltre a ridiscutere le scontistiche sulla raccolta rifiuti, avanzano anche l'ipotesi di differire i pagamenti delle fatture del 2020 senza l'applicazione degli interessi di mora. E un'altra cosa che chiediamo, perché secondo noi è fondamentale, la possibilità di differire il pagamento degli anticipi del 2020, in quanto sono calcolati su quanto producevamo nel 2019, quindi pre-Covid. Quindi la possibilità di differirli senza però dover pagare sanzioni, perché ovviamente sono importi per noi impossibili da pagare in questo momento.